Dalla prossima settimana Venezia e il suo aeroporto Marco Polo a Tessera tornano a collegarsi con alcune importanti rotte aeree intercontinentali. I primi a ripartire saranno i collegamenti internazionali con Dubai e New York, momento che in tanti attendevano come un segnale importante a livello mondiale circa l'effettiva ripartenza del turismo in città. Il commento soddisfatto dell'assessore al turismo del Comune di Venezia, Simone Venturini. Abbiamo visto un turismo prettamente di prossimità, con pochi amici intercontinentali. Ecco, mancano ovviamente gli americani, mancano i giapponesi, manca il Medio Oriente, manca il Canada. Per fortuna nei prossimi giorni, in particolare il 1° luglio e il 3 luglio, torneranno i collegamenti diretti con Dubai e con New York e a seguire con altre importanti città straniere al di là del continente europeo. Questo è veramente significativo perché grazie a questo turismo, che resta più giorni, che in qualche modo vive la città in maniera ancora più profonda, è possibile dare sollievo alla filiera turistica. Cafarsetti, garantisce l'assessore, farà la sua parte. La ripresa sarà comunque graduale, sarà a piccoli passi, il Comune vuole ovviamente sostenerla con interventi legati agli eventi, come quello della Biennale del Salone Nautico, che tanto bene hanno fatto in quei giorni alla città, e a continuare con l'idea della città della moda, quindi luglio le grandi sfilate, agosto, poi settembre con la mostra del cinema, la regata storica e gli eventi legati ai 1600 anni di Venezia. Un ragionamento però va fatto anche circa l'importanza delle infrastrutture. Questa crisi ha ovviamente messo in luce l'importanza dell'aeroporto per Venezia e del suo porto. Senza il funzionamento di queste due grandi porte di accesso alla città, ovviamente anche tutto il sistema turistico, ma anche quello economico, soffre moltissimo.